Una buona giornata, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con i reporter Sì o No, la nostra rubrica che tratta un tema d'attualità mettendo a confronto due personalità del nostro territorio che la pensano in maniera differente sul tema che di volta in volta vi proponiamo. Oggi, primo maggio, la tematica viene un po' da sé ed è quella relativa alle aperture dei negozi e in particolar modo delle strutture di vendita più grandi nei giorni festivi, quindi alle domeniche e poi nelle altre feste, insomma nei giorni segnati in rosso, per così dire, in calendario. Presento subito gli ospiti che si confronteranno in questa puntata di Reporter Sì o No. Riccardo Capitanio, vicepresidente regionale di Federmoda. Buongiorno, buon primo maggio, Riccardo Capitanio. Buongiorno a tutti, grazie. E buongiorno anche a Cecilia De Panz, segretaria generale della Filcams CGL del Veneto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Capitano, io parto subito con lei chiedendole com'è al momento la situazione per quanto riguarda l'apertura dei negozi nei giorni festivi, penso anche quelli relativi insomma all'interno, no, dei centri commerciali, che poi sono quelli che al momento sono un po' più d'attualità. Sì, la situazione è alquanto drammatica perché se noi parliamo della regione Veneto abbiamo circa 40 strutture a centro commerciale, chiamate centro commerciale, dove sabato e domenica sono chiusi, o meglio, prefestivi e festivi sono chiusi. Quindi siamo stati chiusi anche ieri e quindi perché era un prefestivo, anche se non era sabato, quindi è un dato molto importante. Su questi 40 centri commerciali sono 2000 più o meno i punti vendita che sono operativi e sono 1600 quelli chiusi all'interno, perché nei centri commerciali le parafarmacie, i supermercati, la tabaccheria sono degli articoli che sono aperti, invece gli altri sono chiusi. Sono chiusi questi negozi, stimiamo più o meno sono 5.000 le persone che ci lavorano dentro, sono persone che al sabato e alla domenica lavoravano, quindi c'erano anche le persone, i dipendenti a chiamata e sono completamente a casa o in cassa integrazione o purtroppo nel contratto di chiamata sono a casa senza nessun supporto economico. Capitano, voi cosa chiedete quindi? I centri commerciali hanno fatto un lavoro già dall'anno scorso, ovviamente inizio pandemia, si sono strutturati con l'igienizzazione, con la vigilanza, hanno aumentato la vigilanza, hanno contattato le persone, anche se i centri commerciali sono abituati a contare le persone con sistemi tecnologici, però li hanno implementati maggiormente in modo da contare le persone che sono dentro e i limiti in base alle norme igienico-sanitarie. Poi ci sono anche telecamere che rilevano la mascherina, la temperatura, tutti investimenti che sono stati fatti per fare un acquisto e per far lavorare anche e soprattutto i dipendenti in maniera sicura. Cecilia De Panzi, in merito la vostra posizione come Filcams CGL qual è? Allora, intanto oggi è il primo maggio, perciò io ci tengo a dire che questa è la festa dei lavoratori. E non vorrei che ci fossero dei colori diversi a seconda dei lavoratori. Cioè il colore rosso o comunque quello che è identificato con la festa del lavoro e permette ai lavoratori di festeggiare, perciò di ritrovarsi l'anno scorso non in piazza, magari in modo virtuale, quest'anno un po' e un po', nel senso che c'è il distanziamento e abbiamo attenzione, però ci sono dei lavoratori che hanno un colore, io lo dico quasi grigio, perché il grigio mi porta a quel nero della chiusura, quel senso di cupo, non in termini di illegalità, vorrei essere ben chiara, ma la vediamo in quel modo. E vorrei che i lavoratori avessero tutti uno stesso colore, un colore vivace che permetta loro di manifestare e anche di festeggiare. Oggi ci sono aperti dei negozi alimentari. Come ha già detto il dottor Capitanio, i centri commerciali sono chiusi, che sia area gialla, che sia area arancione, sabato e domenica rimangono chiusi. Ci sono questi servizi, le parafarmacie e i negozi alimentari, che ci hanno accompagnato in tutto quest'anno di pandemia, non hanno mai chiuso e i lavoratori sono diventati
equiparati a lavoratori essenziali. Ci hanno accompagnato durante quelle piccole compere che potevamo fare all'inizio in modo contingentato e poi ci siamo un pochino più mollati, però erano lavoratori in prima linea. Allora, mi piacerebbe che avessero potuto festeggiare anche loro, dare un riconoscimento, perché comunque il settore alimentare non ha perso fette di mercato. Il comparto alimentare nel 2020 ha fatto un più 1,9 negli acquisti, come anche la comunicazione che è aumentata perché ci siamo dotati di strumenti, mentre, come ha già detto il signor Capitanio, il dottor Capitanio, il comparto della moda ha avuto una batosta incredibile ed è lì che dobbiamo lavorare, è lì che dobbiamo confrontarci. È stato aperto un tavolo in regione, un tavolo settoriale per il comparto della moda, perché in effetti dobbiamo riprendere. De Panze, le chiedo però in linea generica, cioè voi in linea generale siete per la chiusura di tutti i negozi nei giorni festivi, per fare qualche differenziazione, insomma, in linea generale qual è la vostra posizione? La festa non si tocca, la festa non si vende, questo è il nostro slogan, cioè noi siamo contro le aperture domenicali e la pandemia ci ha dimostrato, secondo il mio ragionamento, che comunque non ha torto, perché comunque l'organizzazione fatta negli altri giorni della settimana permette, come nel settore alimentare, che era chiuso o comunque era contingentato, di riprendere quelli che erano gli acquisti. Dobbiamo rieducare i consumatori a fare gli acquisti durante la settimana e la domenica dedicarlo ad altro. Capitani, è così, voi invece come la pensate? Cioè, così anche per voi ci può stare l'idea di procedere con chiusure, insomma, visto che la domenica è la domenica, visto che la festa è la festa, quindi procedere con le chiusure dei negozi nei giorni festivi? Guardi, è una domanda che ormai dal 2011 che ci facciamo, perché dal 2011 sono state liberalizzate dal punto di vista regionale del commercio le domeniche, quindi hanno lasciato, una volta c'erano 14 domeniche in cui era abbastanza gestibile ed è cambiato completamente. È cambiato anche dal punto di vista del consumatore. Il consumatore, calcoliamo che alla domenica mattina suona il campanello, il corriere di Amazon, ed è controproducente che un'attività sia chiusa di domenica. Ovviamente noi imprenditori e anche il personale, lavorare domenica è un peso anche se retribuito di più è sempre comunque uno sforzo, anche che se uno ha famiglia è uno sforzo importante, però per stare al passo con il commercio e di come siamo abituati, come abbiamo abituato, probabilmente li abbiamo abituati noi male i consumatori, loro sono sempre pronti ad avere i negozi aperti. Cioè sostanzialmente il consumatore è un consumatore 7 giorni su 7, dice lei. Consuma anche di notte perché facciamo l'esempio di Amazon, compra di notte e alla mattina suona il corriere e purtroppo porta il pacco. Dico purtroppo, alla fine se io mi metto dalla parte del consumatore dico è un servizio, perché limitare? Se riescono a consegnarmi dopo 2 ore ho una cosa che mi serviva e ce l'ho subito. Dall'altra parte, dal punto di vista del lavoro e del commercio e anche di tutta la filiera, dico aspetta. Sono dei tempi che non sono umani, sono dei tempi che sono tecnologici, però l'umanità nel lavoro è diverso. Io mi trovo d'accordo molte volte con la dottoressa De Panz per la parte del lavoro domenicale, però abbiamo strutturato le nostre aziende per lavorare di domenica. Abbiamo strutturato, dico sì, abbiamo portato più occupazione SNI, diciamo che l'abbiamo spalmata l'occupazione, forse abbiamo aumentato il RAL perché con la parte degli straordinari del festivo è leggermente aumentato, però è un po' di test, però abbiamo spalmato l'orario, quindi abbiamo diminuito un po' gli orari a dipendente. De Panze, la vedevo scuotere un po' la testa su quest'ultimo ragionamento da parte di Capitani, come mai? Perché poi noi ci confrontiamo con le vertenze, i lavoratori che vengono da noi. Non è che sia aumentata la RAL, perché quello Spieghiamo che anche cos'è la RAL, magari per chi non lo sa. La retribuzione annua lorda, cioè quello che io prendo in un anno, completi anche gli straordinari, e da contratto nazionale il lavoro domenicale è pagato con una maggiorazione del 30%.
Però di fatto cosa si è spostato? Che hanno dilatato l'orario di lavoro dal lunedì alla domenica e perciò il lavoro della domenica viene pagato in ordinario. Magari sto a casa il martedì, non è la stessa cosa. Per giunta ha espulso dal mondo del lavoro tantissime donne che non riuscivano a conciliare rispetto a una esigenze familiari. E che cosa ha prodotto? Perché comunque è sotto i nostri occhi che c'è un modello, il modello del centro commerciale che è andato in crisi, perché l'abbiamo visto, nel senso, aperti tutti 7 giorni su 7, la domenica è diventato il secondo giorno di affluenza del pubblico. Quello che prima era fatto durante la settimana, gioco forza, si è spostato verso la domenica. Questo ha aumentato tutta una serie di problematiche e fino a che i negozi sono esplosi, le abbiamo viste le grandi catene che sono uscite. Ne cito una perché ci ha insegnato tante cose, lo Shan, che comunque non è riuscita più a reggere il ritmo dei 7 giorni su 7, ha preso quello che poteva, le multinazionali estere, e poi è lasciato tutta una serie di persone che sono state licenziate. E i centri commerciali sono entrati in crisi, perché ci sono dei grossi centri commerciali che cominciano ad andare in sofferenza. Qual è il centro commerciale che comunque è in difficoltà? Quello medio, quello che era formato dal grande supermercato, grande iper, e da una catena di abbigliamento, la catena di negozi, la rete di negozi che erano un po' deboli. Quello è un centro commerciale che sta saltando. C'è un ritorno al vicinato. Allora, se c'è un ritorno al vicinato, vuol dire io il momento di difficoltà, un momento voglio la sicurezza dove vivo, la sicurezza la voglio vicino a me, voglio vivere il quartiere. Perciò la domenica, se io vivo il quartiere durante la settimana, la domenica la dedico ad altro, ad uscire. Perciò la sostenibilità del territorio mi porta anche a ragionare, ha anche differenti scelte che dobbiamo fare anche in tema di aperture. Capitanio, sono un po' i dati che avete anche voi, nel senso che comincia a non diventare più sostenibile nell'arco dei 7 giorni il processo, diciamo, di vendita, o comunque in qualche modo, insomma, secondo lei la situazione è ancora sostenibile? No, la fotografia è puntuale e perfetta. Dico purtroppo, però questa è la realtà. Ecco, si andava molto bene quando c'erano delle limitazioni delle domeniche. Il problema è che se il centro commerciale A tiene aperto tutte le domeniche, il centro commerciale B non può non tenere aperto. Quindi si inizia questo meccanismo di io tengo aperto e devo aprire anch'io. Con la legge con la non liberalizzazione degli orari era perfetto, quindi andavamo a limitare la concorrenza, quindi lavorare tutti con le stesse condizioni, a organizzare anche i dipendenti in maniera corretta e anche più consona alla vita. Ed è una cosa anche che con Confcommercio abbiamo chiesto a gran forza di avere delle limitazioni delle domeniche. Facciamo una domenica al mese, 15 domeniche all'anno, cioè concentriamoci a Pasqua, i saldi e Natale. Solo che con la liberalizzazione non siamo più riusciti Di a conseguenza, dice lei, nessuno vuole più rimanere indietro rispetto magari al concorrente a questo punto. Sì, esatto. Poi ci sono i contratti dei centri commerciali, proprio gli statuti, se uno va a leggere, c'è scritto uno dei primi punti: il centro commerciale è costruito per tenere aperto 7 giorni su 7, quasi 24 ore su 24. Quindi nasce con questa logica, però nasce anche negli anni 90. Quindi poi abbiamo avuto la trasformazione nel 2000, adesso siamo nel 2021, quindi attività più sostenibili sono attività che sono nel futuro. Il negozio del quartiere che si è adattato però alla situazione, non il negozio del quartiere che è rimasto fermo negli anni 90, il negozio del quartiere che anche usa l'omnicanalità, quindi servizi nuovi, quindi guardo online, poi vengo in negozio a comprare, sento la professionalità del dipendente, quindi servizi che hanno bisogno di essere implementati. Noi speriamo molto anche nel recovery plan che dia
inietti una liquidità alle imprese per fare innovazione anche in termini anche di formazione con i dipendenti, perché abbiamo dei dipendenti che sono rimasti più indietro, purtroppo anche tante volte è anche colpa dell'azienda che non è riuscita a formare e a fargli fare un percorso corretto come andava fatto sul commercio 4.0. De Panza, volevo tornare sul discorso che faceva lei prima, cioè il discorso di tenere comunque aperti i negozi anche nei giorni festivi non può essere un aiuto, uno, per magari chi non ha possibilità di andare a fare compere durante la settimana perché magari lavora dal lunedì al sabato, due, può essere magari un aiuto per fare insomma, lavorare al fine settimana, i giorni festivi, chi per qualsiasi altro motivo ha bisogno di lavorare, quindi magari è disposto, tra virgolette, ad essere occupato a lavorare anche nei giorni festivi? Allora, lei dice delle cose concrete e ovvie, però noi ci siamo accorti che tenendo aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, comunque uno spazio dedicato agli acquisti si trovava sempre. E perciò noi abbiamo trasformato quella giornata e si è trasformato anche il centro commerciale in attività che funziona se le dai anche delle indicazioni per il tempo libero. Fai il teatrino, fai le cose, l'evento. Io sono di Padova, le Brentelle d'estate mettono la piscina per i bambini, diventa un modo per passare la tua domenica in famiglia. Questo va a svilire quello che è la relazione della famiglia, perché io di domenica mi devo ritrovare con la mia famiglia, poter parlare con la mia famiglia, e all'interno della musica del centro commerciale io giro da un negozio all'altro il passaggio senza comprare, e perciò alla fine non è produttivo. Meglio, come diceva il dottor Capitano, e sono d'accordo, ed era l'indicazione che avevamo anche con Confcommercio e con Confesercenti in primis, le due sigle, di regolamentare una domenica al mese, poi gestire quelle natalizie, e quelli diventavano degli eventi che ampliavi con degli eventi costruiti con le amministrazioni cittadine. Allora aveva un senso e diventava anche un evento, l'apertura insieme a delle iniziative, la festa della cioccolata, dei mobili usati, mille cose che si potevano costruire con la città. Avevamo costruito nel tempo il part-time weekend ed erano giovani studenti che venivano a lavorare sabato, la domenica, che aiutavano, ma questo pian pianino per l'aumento dei costi è venuto meno. Noi abbiamo un altro compito invece, dato che i centri commerciali sono stati costruiti a satellite delle città, del centro storico, abbiamo un patrimonio che è quello dei centri storici. Dobbiamo riqualificare, riportare l'occupazione e le attività all'interno del centro storico, anche in un ragionamento con le amministrazioni cittadine. Prima di tutto perché il Covid non è che nel momento in cui siamo stati vaccinati o verremo vaccinati terminerà come protocollo di sicurezza, e il centro storico è un protocollo di sicurezza. Io entro in modo contingentato nei negozi, ho la caratteristica del negozio unico che posso trovare nel centro storico, che sia alimentare che non, e il distanziamento ce l'ho lì. Perciò lì dobbiamo lavorare insieme anche a sostegno di tutta l'occupazione di tutte le aziende, ma riqualificare anche i centri storici. D'accordo, però al momento, Capitanio, ci sono ancora i centri commerciali. Le chiedo, secondo lei, quale può essere lo sviluppo di queste strutture magari nel prossimo periodo? Cioè, in molti dicono che i centri commerciali forse rischiano di diventare un po' anacronistici, di non avere più futuro, perché la gente forse andrà a riscoprire il commercio di vicinato, il commercio di quartiere. Ecco, c'è un futuro ancora per queste strutture di vendita? Sì, gli ultimi centri commerciali, a parte che la costruzione dei centri commerciali è, metto, temporaneamente sospesa, ad oggi si costruiscono solo supermercati senza negozi attorno.
però il centro commerciale segue un po' la tendenza del centro storico, quindi cerca di organizzare eventi, cerca di attirare pubblico e creare pedonalizzazione. Il centro storico è sempre un centro storico ed deve essere un centro commerciale naturale. Infatti anche con Confcommercio abbiamo lavorato tanto per creare questi centri commerciali naturali, abbiamo lavorato tanto per costruire anche i distretti del commercio, per dare l'infa, quindi soldi al commercio locale, al commercio del centro storico. Certo che di base noi come Confcommercio siamo sempre pronti a difendere il centro storico, siamo pro centro storico. Quando c'è una nuova insediazione dei centri commerciali facciamo le nostre battaglie, però una volta che viene costruito, perché ha ragione d'essere, perché le amministrazioni lo concedono, insomma nasce questo centro commerciale, sappiamo allo stesso tempo che all'interno del centro commerciale ci sono dei grandi brand, però gestiti da piccoli imprenditori, quindi andiamo a difendere anche Quale potrà la essere loro situazione. il giusto equilibrio tra le due realtà, quindi quella del centro commerciale e quella magari anche del centro storico, insomma, per fare in modo che riescano a rivitalizzarsi un po' tutte e due? Quando c'era la limitazione delle domeniche, c'era l'organizzazione di una domenica è aperto il centro storico, una domenica il centro commerciale, quindi si cercava di ruotare e di accontentare un po' tutti. Ad adesso vince chi, non mi sento neanche di dire chi resta più aperto, vince chi riesce a sostenersi, perché anche i negozi del centro commerciale con le aperture 7 su 7 sono difficili da sostenere perché il lavoro costa, le teste costano, la corrente costa, insomma c'è tutta una situazione che è importante. Non è un sistema che reggerà a lungo, è un sistema che adesso con la pandemia noi stiamo protestando perché il sabato e domenica per noi diventa importante. Ci basterebbe anche solo il sabato, però dovrebbero essere chiuse la domenica, dovrebbero essere chiusi tutti i centri commerciali, non uno sì e uno no. Quindi cercare di regolamentare. Non si può più regolamentare a livello nazionale perché è stato demandato alle regioni e quindi è ancora una difficoltà, modello saldi. I saldi, ogni regione inizia quando lo ritiene. Infatti, esatto. chiedevo anche, vorrei chiedere anche a lei, De Panz, uno spunto su questo, cioè come si potrà trovare eventualmente una giusta misura per favorire entrambe le realtà, perché credo che neanche da parte vostra ci sia forse l'interesse che i centri commerciali diventino degli scheletri vuoti, lasciati lì a morire, diciamo, nel degrado, come magari si vede qualche struttura negli Stati Uniti, per esempio. Ho in mente ogni tanto qualche foto che passa sul web di strutture di questo tipo. Beh, no, sì, sicuramente. Anzi, il primo punto è attraverso anche una sostenibilità del territorio. Scheletri vuote vuol dire che non ci sono più aziende, non ci sono più dipendenti, perciò non è quella la direzione. Una riqualificazione di questi centri che sono diventati obsoleti, sicuramente. Vedo anche i grandi iper che si stanno riorganizzando. Se prima un grande ipermercato all'interno di un centro commerciale di media dimensione aveva, che ne so, 6.000-8.000 metri quadri, adesso dà in gestione per un ristorante, per il pet, cioè il negozio per animali, il negozio di elettronica, perché l'elettronica, e spero che arrivi anche a me, visto che comunque ogni tanto mi va via il video, devo investirci anch'io. L'elettronica è stato il primo settore che ha dovuto affrontare le trasformazioni, perché l'e-commerce è arrivato prepotentemente all'elettronica di consumo nei grandi negozi. Fa venire in mente un marchio, MediaWorld, perché è a conoscenza di tutti, ma non è che perché sia stato investito da questo, ma queste grandi superfici incominciano a essere più obsolete, perciò gli stessi spazi li devi dividere e là all'interno ci devono coesistere più negozi e più marchi, ma non solo dell'elettronica, ma anche di altro. Allora andiamo in una riorganizzazione a sostenere i negozianti che hanno bisogno comunque di esserci, ma diamo una proposta nuova alla clientela. E questo è partito dall'elettronica, ci ha insegnato l'evoluzione dell'e-commerce, perché è partito dall'elettronica, poi è arrivato l'abbigliamento,
non per ultimo, ma sta arrivando anche al food, cioè al cibo, perché comunque in questo anno avevamo l'offerta di alimentare sotto casa, si può dire, però ci porta a ragionare in modi differenti. E sicuramente una riorganizzazione degli spazi, che siano in periferia, che siano nei centri, o che siano anche un mezzo vuol dire io creo uno spazio, mi può venire in mente l'IKEA del futuro, che non sarà a grandi superfici così, ma sarà più piccola, dove io vado, trovo del personale altamente qualificato che mi aiuta a costruire la mia cucina, i fornitori sono del territorio e alla fine io concludo online e mi arriva poi a casa quando lo decido io. Un po' è quello, perciò nel grande negozio avrà degli spazi più piccoli, ma il personale deve essere sempre altamente qualificato, perciò non è pensabile che non ci sia più personale all'interno delle nostre strutture, perché noi siamo abituati come italiani specialmente, che compriamo anche per un effetto di emozione, cioè io un maglione, una borsetta da 3.000 euro non me la posso permettere io sicuramente, Certo. ma qualcun altro non lo compra online, vuole una vendita seguita all'interno del negozio. In chiusura, ultimo giro velocissimo sia a Capitano che a De Panz, perché siamo proprio in chiusura. La situazione, insomma, legata al Covid per quanto riguarda gli imprenditori, com'è in questo momento? Lei che comunque rappresenta un'associazione di categoria, Capitano, quindi ha un po' il polso della situazione. È una situazione che resta drammatica perché abbiamo perdite del 40% sul fatturato. Fortunatamente siamo riusciti con la cassa integrazione almeno a recuperare, almeno a sostenere i costi del personale, anche se il personale ha sempre un costo. E stiamo cercando di ottenere ovviamente più aperture possibili. Adesso è la prima settimana, la seconda settimana che siamo aperti, quindi abbiamo subito dei lockdown che pagheremo nel tempo, perché gli aiuti ovviamente sono arrivati nei minimi, è arrivato anche l'aiuto regionale, che è un supporto che è veramente, veramente basso, perché per carità i soldi sono, cioè gli aiuti sono quello che è, quindi dobbiamo puntare sulla nostra attività. Dobbiamo puntare anche con la Filmcam sempre di più la formazione per creare dei dipendenti che siano sempre più allineati con il sistema del commercio 4.0. Quindi la formazione, secondo me, sarà la chiave per trasformare i punti vendita. E mi sembra che su questo siate d'accordo. In chiusura, De Panz, la situazione dei lavoratori com'è? Allora, come l'ha già detto il dottor Capitanio, ci vogliono politiche attive, perché se un dipendente è espulso deve essere riqualificato per permettergli di continuare di nuovo a trovare un posto di lavoro. E qui noi dobbiamo puntare molto con la regione, è quello che abbiamo già chiesto all'assessore Donazzano, e i tavoli vanno anche in quella direzione. E poi dobbiamo pensare non solo ai lavoratori dipendenti, ma al futuro del commercio e ai nuovi ingressi, le nuove generazioni, perché ricordiamoci che prima, qualche tempo fa, i ragazzi entravano, venivano assunti, adesso che il commercio è un po' in crisi, fanno fatica ad accedere, e una classe di giovani preferisce andare a lavorare all'estero perché non trova sbocchi qui. Oggi noi abbiamo fatto un'iniziativa insieme alla rete degli studenti, il pane e le rose, siamo andati a portare una rosa ai lavoratori che stanno lavorando, ma è un ponte che noi stiamo creando. Noi vogliamo far conoscere ai giovani e vogliamo che comunque i giovani crescano e vengano assunti anche in futuro all'interno dei nostri luoghi di lavoro. Grazie a Cecilia De Panz, segretaria generale della Filcam CGIL del Veneto. Grazie a tutti voi. E grazie anche a Riccardo Capitano, vicepresidente regionale di Federmoda. Grazie, un saluto a tutti. E un saluto ovviamente e un buon 1° maggio anche ai nostri telespettatori. Arrivederci.